Aumenta il prezzo della benzina e tanti veneti decidono di lasciare l'auto a casa. È quindi boom di biciclette e di monopattini elettrici nelle città del Veneto. La notizia sul Mattino di Padova di oggi riguarda appunto il capoluogo euganeo. A marzo oltre 60.000 noleggi per il bike sharing con un aumento del 20% di utilizzo. Naturalmente è un modo per risparmiare e per tenersi in forma. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 28 marzo 2022. La prima notizia del giorno riguarda il boom della cosiddetta micromobilità nelle città del Veneto, in particolare a Padova, in questo periodo, in questi giorni di caro benzina, di crisi energetica e di aumento generalizzato dei prezzi. 115.000 noleggi di bike sharing dall'inizio dell'anno a Padova, 60.000 soltanto nell'ultimo mese, a marzo. Sono 32.000 le persone iscritte al bike sharing appunto a Padova e quasi 600 i noleggi in media di biciclette in condivisione, le cosiddette biciclette a flusso libero. 586 ne vengono appunto noleggiate ogni giorno e aumentano anche i monopattini, più 25% la crescita degli utenti di monopattini nell'ultimo mese e più 30% invece di corse con i monopattini sempre nel mese di marzo. È sicuramente l'effetto del caro carburante. E c'è un dato evidente: dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina il noleggio delle biciclette e dei monopattini è impennato. L'anniversario, un'altra notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi invece è la festa per i 30 anni di attività del SUEM del Veneto. Si è svolta ieri alla Fiera di Padova con una cerimonia. 30 anni targati SUEM, tutto più difficile in tempo di pandemia, grande pressione. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi e appunto c'è il racconto della festa che si è svolta a Padova per lo staff e i volontari del 118, del servizio di emergenza del pronto soccorso. 400.000 missioni di soccorso all'anno a fronte di 1 milione di chiamate al 118. Troppi chiamano senza una vera urgenza. Questa è una delle questioni che è emerse durante appunto la cerimonia di ieri. 7 centrali operative, 126 basi ambulanza, 86 soggetti accreditati. L'elicottero è stato utilizzato 3.700 volte in un anno in media e negli ultimi 4 mesi sono stati svolti 95 voli in notturno. Questo il resoconto di Paolo Rosi, direttore del coordinamento regionale emergenza urgenza. Il costo annuo dell'organizzazione supera i 100 milioni di euro, ma senza i volontari, ha sottolineato Rosi, non riusciremo a fare il nostro lavoro. Quindi un ringraziamento in particolare ai volontari del SUEM che tengono in piedi questo preziosissimo servizio. L'ultima notizia di oggi è una flash: torna la più importante manifestazione casearia del nord-est. Da venerdì 1 aprile per 4 giorni il centro di Cittadella sarà invaso da formaggi in villa, una importantissima appunto manifestazione che per il suo decennale non si svolgerà appunto in un luogo chiuso e circoscritto, ma sarà diffusa per tutto il centro storico di Cittadella. Formaggi in villa quindi va in piazza. La notizia sul Gazzettino di oggi: per l'occasione saranno presenti 140 espositori da tutta Italia e presenteranno più di 200 qualità di formaggio. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.